Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, inizia il campionato contro il Getafe, dopo purtroppo la sconfitta in Supercoppa, però da parte di un Super Barça abbiamo la prima partita contro il Getafe e vediamo di portare a casa i primi 3 punti. Tanto qua abbiamo Ayala che è già andato, perfetto. La squadra c'è, dai, diciamo così. Andiamo e vediamo di fare una gran prestazione. Vediamo di portare a casa 3 punti in casa al Mestalla. Col Barcellona purtroppo abbiamo pagato l'andata che abbiamo proprio sbagliata. Vai raga. Oddio. Non so se è la canzoncina della Liga Spagnola. C'è tensione. Il Mestalla esplode di gioia per vedere il grande Valencia dei Richiord. E si va. Sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo, il gioco più bello del mondo. Viglia. Subito per Baracca, per Florenzi. Florenzi si invola il Valencia. E subito Pablito Aimar è il pagliaccio. Dopo 3 minuti il Valencia va in vantaggio. Pazzesco. Bellissima azione Baracca, la dà a Florenzi che la mette in mezzo e Pablito non sbaglia a tu per tu col portiere. Subito 1-0. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Ma scusa un attimo, che cazzo di pallone è? Così per curiosità. Che strano. Ah, ok. Della Liga, vabbè, effettivamente della Liga Santander, ok. Mi sembrava un po' buggato, mi sembrava proprio fatto così. Ok, scusate. Momento di panico. Una nuova stagione per qualcuno significa anche nuovo allenatore. Che ne pensi del progetto? Come siamo partiti bene, raga. Sembra che il nuovo mister abbia le idee chiare, Fabio. Ha solo bisogno di tempo per mettere in pratica la sua visione. Attenzione, subito ruba palla Baracca, Valencia scatenato in questi primi minuti. Non ci sta capendo nulla il Getafe. Mamma mia, per poco perdevano anche palla. Lancio lungo del portiere. Grande Pablito comunque, Guarda come fanno salire entrambi i Guarda terzini. come Dondolo, guarda come Dondolo. Fallo di Mendieta. Antunes. Colpisce. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Jorge Molina ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza... Ezechiele Garay per Ruben Baracca. A Florenzi. David Viglia, Pablito Aimar. E il Pioco Lopez col piede sbagliato, ma la mette subito. Mamma mia, che Valencia, signori, che Valencia. Dopo 15 minuti siamo già 2-0. Veramente giornata brutta in questo momento per il Getafe. Un gol determinante, con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Baracca la recupera. David Viglia, Viglia se ne va, Viglia se ne va. Bravo Viglia. Le mette in mezzo ma sbaglia il passaggio per Pablito. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la spedisce su. Vai Garay, bravo Garay. E il Pioco Lopez. Mendieta. Bella Gaisca. Viglia per Mendieta. Mamma mia! Miracolo del portiere, incredibile. Qui Valencia sontuoso. Valencia sontuoso. Ruben Baracca. Prova ad andare via con eleganza. Kenneth, il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Florenzi. Mendiettone per Gaia. Pablito.
Prova il tiro Mendieta! Mamma mia, signori. Bel Valencia. Kennedy. Bel Valencia, raga, Koulibaly recupera palla. Kalidou, Errore qui, Koulibaly. pallone sprecato. Primo tempo iperdominato per il momento. Attenzione però. Ecco il tiro. Non possono essere il primo tiro, grazie. Fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non c'è riuscito. Vai Florenzi. Aimar. Veglia! Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Super Valencia, signori, Kennedy riconquista Fallo. la palla. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Proviamo il tiro impossibile con Pablito. Tiro di merda, ma va bene. Spinge cedendo il pallone lungo. Buono. Ed ecco che arriva il fischio. Primo tempo veramente giocato bene. Quindi bisogna Io sono abbastanza tranquillo, magari due cambi. Grazie a una prova di forza. Vediamo chi sta. Ma in realtà non è stanco nessuno. Florenzi. Mettiamo PC. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Seconda frazione. Al Mestalla di Valencia. Però io sono indeciso sinceramente se fare gli highlights o la partita intera, perché comunque sono partite diciamo non lunghissime, e azioni ce ne sono veramente tante. Io terrei fare 3 partite a video, però intere sinceramente. Lopez sbaglia. Attenzione Kalidou, bravissimo. Gaia. Deschamps si invola. Peccato, fermato molto bene Viglia. Il passaggio di Viglia più che altro. Noi vogliamo il gol di Mendieta del nostro capitano, però. Brutto errore qua. Fallaccio di Piccini, che è morto il giocatore del Getafe, non da ammonito Piccini. Brutto fallo però. Comunque aspetto il vostro commento, magari se volete gli highlights, la partita intera. Io sinceramente a me piace di più la partita intera. Ok, buttiamola su. C'era tempo un po' più fiappo rispetto al primo tempo. Bravissimo Pablito, che ha aperto le marcature. Pablito vede Lopez. Claudione, mancino di Claudione. Conclusione sul fondo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. Il Valencia potrebbe anche... No, Non c'è ombra di dubbio. questo non è mai fallo. Bravo Santiago. Koulibaly. Mendietone. Viglia. No, che erroraccio. Esce Pablito, entra il coreano ed entra Rodrigo per un Viglia che ancora deve carburare, Noi comunque la stiamo giocando molto bene la partita. Bravissimo Baraka. Brutto fallo, pensavo di prendere la palla, invece ho preso pienamente il giocatore. Ha ammonito anche Baraka. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Contrasti duri, partita
sempre sentita, combattuta. Occhio, Bisogna ok, degenerare, però roba qualcuno nostra. si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Ma stiamo gestendo bene Didier Deschamps. Gaitzcone. Vai Gaitzcone. Lotta. Questo era fallo però. Intervento Non ce ne duro, fischiano ma mezzo. Dai che vorrei fare un bel clean sheet in un inglese perfetto. Vai coreano. cerca la fondo, palla al No, il pupillo di Veneziano piede. Prova a sbaglia. lungo. Ma c'è Canizares. Palla finisce al portiere. Peccato veramente aver perso la Supercoppa. Potevamo vincere secondo me Mendieta. Barcellona nel ritorno ha messo le riserve. Sì, poi vabbè, riserva Luis Enrique ti fa capire che squadrone abbiano, però Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. ottimo Kalidou, Mendietone. Stiamo sbagliando tanto però nella ripresa, Koulibaly, Re, Gaia, lungo passaggio in avanti. Lopez bravissimo per il coreano, a Ruben Baraka che la mette in mezzo, azione sublime, Rodrigo punisce, yes! Valencia iper perfetto. Mica male, davvero mica male. Il coreano ha fatto un passaggio per Baraka strepitoso, L'allenatore decide che è il momento Baraka la di mette in mezzo forze fresche. e Era chiaramente Rodrigo a porta impossibile. vuota, non poteva sbagliare. continuare così. 3-0 dunque. 4 minuti di recupero. Ottimo il fraseggio. Occasione da rete. Però io cambierei Mendieta proprio con Baraka, perché è vero che sta giocando bene Baraka, però Mendieta al centro, lui sarebbe un centrocampista destro Mendieta. Principalmente lo facciamo questo cambio, che voglio sia più nel vivo dell'azione. E comunque Baraka è più difensivo. Buonissimo comunque. 3-0 proprio pulito. Il Madrid vince, il Deportivo pareggia, che il Deportivo è una candidata allo scudetto assolutamente. Barcellona perde con il Real Sociedad, squadra anch'essa candidata. Bene. Prima giornata è andata bene. Calciatore dell'anno. Diego Armando Maradona. Beh. Sì, ciao. I sorteggi della UEFA Champions. Allora, vediamo chi ci capita nella Champions League. Allora, UEFA Champions League, fase a gironi. Gruppo A, Young Boys, Inter, Borussia Dortmund, Club Brugge. Nel B, Benfica City, Olympique di Lyonnais e Olympiacos. Nel C, Juve, Atletico Madrid, Istanbul, Besarkir e Malmo. Nel D, Barça, Chelsea, Celtic e Midtjylland. Nell'E, PSG, Valencia, Tottenham, Copenaghen. Girone non semplice. Nell'F, Dinamo Kiev, Napoli, Porto e Salisburgo. Nel G, Ajax, Bayern, Monaco, Zenit e Dinamo Zagreb. Ma non c'è. Real Madrid c'è, cazzo. Ah sì, con le Liverpool che tasserei Rangers. Che non capivo che cazzo fosse il Real. In Europa League vediamo fare a gironi. A Roma, Eintracht, Trabzonspor, Aalborg, poi Lipsia, Shakhtar, Stella Rossa, Ludogorets, United, Sporting, Strasburgo, Lugano, Feyenoord, Lokomotiv, Standard Liegi, Hibernian, Lazio, Espanyol, Genk, Ieni, Malatyaspor, PSV, San Etienne, Sporting Braga, Thun, Leverkusen, Spartak Mosca, Utrecht, Erth, Krasnodar, Besiktas, Gent, Alaraus, Arsenal, Getafe, Antwerp e Bromby. Ma l'Antwerp, scusate un attimo, ma scusate, ho un piccolo dubbio di questa squadra, ma non mi ricordo proprio l'origine. Lo vediamo insieme, veramente. Ah, ok, squadra di Anversa. Ok, sì, scusate, proprio ho detto che cazzo. Sì. L'Anversa, Vabbè, scusate, proprio non mi ricordavo sinceramente. Nel J, Siviglia, Lille, Vittoria Guimarães, Sion, Milan, Rennes, Basilea, Femalicão, Wolverhampton, Sesca di Mosca, AZ Alkmaar, Aberdeen e basta. Bene, andiamo.
Vediamo chi ha vinto la Supercup. L'ha vinta il Liverpool. Complimenti al Liverpool. Allora, vediamo se qua è arrivata qualche trattativa. Questo va bene. Io direi che aspettiamo gennaio per comprare Ferran Torres. Ok. Pareco non si vende. E questo lo vendiamo. Dobbiamo togliere un po' di giocatori inutili. Abbiamo tanti soldi, ma abbiamo visto le leggende costano un casino. E adesso abbiamo il Valladolid. Partita da vincere. Gestione squadre. Farei solo questo cambiamento qua. Vediamo, sono curioso. Ok. Valladolid, Valencia. Ok, non possiamo metterla bianca. Vediamo quali sono le altre. Sì, andiamo di questa, vai. Schema di gioco. Ok, abbiamo Gaia che non è messo bene. Mettiamo Iame Costa o Juame Costa. Lascio sempre a voi la scelta. Calcio d'inizio. Adesso il video sarà un po' più lungo perché chiaramente mi ha fatto vedere che trattative, poi non mi ricordavo l'anversa, però. Vai, direi di andare subito. Vai, raga. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Un clima perfetto. Si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Buonissimo, bravo Deschamps, Costa. È sicuramente un valore aggiunto. E qui prende chiaramente. No, perché ste robe? Che brutto fallo. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. È difficile roba nostra, roba nostra. Così pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Una giornata è andata molto bene comunque. Il girone di Champions non semplice, ma possiamo farcela, Scodella in avanti. Mendietone se ne va per Ruben Baracca. Viglia. Florez. Vai piccola Flo. La piccola Flo lo mette in mezzo. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol di Viglia, signori. Cioè, questo è un gol da fenomeni, però Baracca. Viglia. La piccola Flo la mette in mezzo. Boom! Sinistro pazzesco di Viglia ed è 1-0. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. My God. Che Valencia, signori. Pablito. Lopez. Un solo gol a referto. No. E così siamo evidentemente sull'1-0. Bravo Baracca, ragazzi, è il centrocampista più forte, Mi dispiace per Zabala, ma Baracca è di un'altra categoria in questo momento. Mendieta, smentiscimi subito Gaizcone. La mette in mezzo Mendieta, per nessuno però. Mamma mia, che gollazzo di Viglia. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa Costa. dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Decidono di giocarla all'indietro. Prova il cambio di gioco. Buono. Non ha avuto fortuna. Bravo Viglia, vai Viglia, se ne va, Viglia se ne va, Viglia se ne va, Viglia se ne va. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Gaizcone la mette in mezzo per Ruben. Lopez! Adesso dobbiamo capire bene dove sta meglio Mendieta. Se centrocampista di centrocampista centrale verso destra o centrocampista centrale puro. Vedremo. Ci mette il
fisico. Che poi la stessa cosa fondamentalmente, però voglio sfruttarlo al massimo perché è il nostro giocatore più forte sulla carta. Sandro. Idolo indiscusso di veneziano. Ruben Baracca, C'è la palla bravo lunga, Ruben. Lopez, bellissimo per Pablito. C'è il tiro. Bellissimo tiro di Lopez, parato dal portiere. Che salvataggio. Valencia regale. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Aimar. Buono, vai Menditore. Menditore lancia Pablito. Pablito se ne va, Pablito se ne va. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Errore di Pablito. Il pagliasso sbaglia. Buon Valencia, assolutamente. Ben Arfa. Ancora fuori dall'area. Si libera la grande. Grande Ayala. Cerca lo spunto. No! Fallo. E siamo No. al limite dell'area di rigore. È un momento No! Che rigore di merda. L'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Attenzione, ti prego Canizares, tu che sei l'idolo. Gol. 1-1 su rigore, comunque c'era, non possiamo dire di no. È l'ultimo secondo del primo tempo. Prendiamo il pareggio, pazzesco. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. Vai. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Quindi te la perde. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Ottiene un buon calcio di Ma punizione. dammi, lasciami andare. Vai Gaizka. Buona azione Deschamps. Deschamps! Mamma Deschamps, bellissimo tiro di Didier. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Aimar, bisogna vincerla. Pablito. Salta e colpisce di testa. Brutto tiro di testa di Baracca, si incazza il Cume. Il Cume Gullit si incazza. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Ben Arfa. Vince il duello. Bravo fisico, Ruben. Fa su il pallone. Questo però non è fallo. Va bene. Provano a ripartire da dietro. Adesso perdono tempo per il Valladolid, è un pareggio importante questo, eh. Fanculo, va neanche un tiro, un rigore. Deschamps. Ottima pressione la sua. Pablito la prende molto bene. Riceve un pallone interessante. Cerca di allargare Maledetto il gioco, cumulativo del i giocatori cazzo, dovranno mettere zio Ken. Comunque non lo so, sì, è meglio tenere come prima centrale Gaizka e destra Baracca. Così al posto di valorizzare Menita svalorizziamo Baracca. No. No, che brutto errore. Bravo Canizares. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva destare molto. Non mi sta piacendo sto Valencia adesso, eh. Di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing Proviamo alto a Pareco. volte può portare a occasioni come E questa. Rodri. E Kondogbia. E c'è una palla ficcata. Aia, aia. Fuori di molto per fortuna. Non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. I palloni in profondità sono difficili Vai, da Canizares. reggere in questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Secondo tempo veramente bruttino però, eh. Ottimo il fraseggio. Che rigore di merda che le abbiamo regalato però. Lungo passaggio in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Roba nostra. Canizares l'invio corto per Ayala. Vai piccola Flo. Autore di un assist oggi. Vai piccola Flo. Ma no di là.
Mentre la recupera bene. Tutto per tutto, alla ricerca di un gol in zona Con Dogbia. La piccola Flo. Niente, non riusciamo a sfondare. Occasione per il contropiede. Allarga il gioco. 79esimo. Ottima. Bravo Ayala. Palla recuperata. Mendietone bravo. Dai Rodri, non perdere. Ma porco Diaz, perfetto, me l'ha tolta. Pareco, bravo Pareco. Bella per Florenzi, mamma mia come gioca Florenzi, sempre perfetto il Flo. Bravo piccola Flo. Dani Pareco. Geoffrey! Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Ora mi chiedo se finirà bravo così, Costa. se qualcuno avrà ancora energie per Pareco. Pareco. Scodella il cross. No, con Dogbia, ma no, così, ma no. Cosa fa con Dogbia? Niente, pareggio un po' balordo. Potremmo assolutamente vincere col Valladolid. Un rigore balordo ci toglie via 2. Ok, prima di Champions siamo contro il Tottenham, che ha Gary Lineker come unica leggenda. Allora, schema di gioco. Ok, la squadra è in forma. Andiamo con la titolarissima. Vai. Vai raga, UEFA Champions League. Vai. Partiamo bene, partita con sicuramente la più forte del girone. E loro, i giocatori, lo sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo, ma è solo a questa partita che devono pensare ora per mettere I vice campioni d'Europa in carica. Giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Che cornice di pubblico. Oggi ragazzi, mamma mia, il Tottenham mi sembra partito molto bene. Questo non è mai fallo però, qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento. Lo Celso. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Bravo Cani. Molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Vai piccola Flo. Ruben Baracca. Ottima discesa sulla destra. Ayala. Squadra al debutto nella massima competizione europea per club. Sì Fabio, il mister è stato chiaro. Bisogna ben figurare sul Stai buono Marchegiani. Certo, ha espresso anche qualche dubbio sulla profondità della rosa. Di certo la qualità non gli manca, ma nel caso di imprevisti è sempre consigliabile. Dai che roba nostra, bravo Pablito. Viglia. Guarda come fanno Lopez per Gatescone. Mendita scinvola. Penso che l'idea sia quella di aumentare. Mendieta, missile, parata del portiere. Che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata che risponde a una buona. Vai Pagliasso. Bravo l'estremo difensore. Che di testa siamo scarsi. Kalidou. K2 per Deschamps. Baracca. Pablito. Lopez fuori gioco. Fuori gioco del Pioco. 0-0 al 20esimo. Il portiere la spedisce su. Mendieta perde il contrasto, ma abbiamo una squadra comunque piccola. Una parte con Dogbia che però non è titolare. K2 e pochi altri. Bello recupero di Deschamps che lo dà a Pablito. Viglia. Lopez. Deschamps per Gaia. Gaia vede Lopez molto bene. Va bene angolo, va bene lo stesso che siamo bassi. Ci sarà Kalidou. Appunto Kalidou, mamma mia. Kalidou, bel passaggio.
Passaggio veramente di merda. Lineker. Il mitico Gary Lineker. Buono, vai, vai. No, Koulibaly la perde. Decidono di giocarla all'indietro. 34esimo, partita molto bloccata. Davis. Son. Non una situazione facile per lui. Fallo di Aimar su Son. Ammonito addirittura il pagliaccio. Bella palla, deve approfittare. L'uragano cane. Kane. Che gol di Kane. Incredibile gol. Primo gol dell'incontro. Zittisce il Mestalla, gol incredibile. La calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Lopez. Lopez subito. Non meritiamo di perdere, ha fatto un tiro loro. Libera tempestivamente. Incredibile beffa. Vai Ruben. La piccola Flo. Mendietone. Non può sbagliare. No, no, così. E riesce a spazzarla via. Non mi fido di crossarla perché di me o fa il cross basso. Niente, altro errore. Buchissimo, buchissimo. E passa. Ayala, bella, brava, Madonna. Cosa ha preso Koulibaly? Koulibaly. 1-0, Kane ci punisce. Speriamo di non perderla prima, che cazzo. 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Si riprende con il secondo E il tempo. Piocco. Ma no, così, zio povero. Tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso. Ancora no. Fin dal primo minuto della ripresa. Non ci credo. Che cerca il tiro. Ce l'hanno fatta. Doppietta di Kane. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Inizio non bello di Champions, purtroppo. Non poteva sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un Indietro giocatore come Deschamps. lui. Andava marcato stretto. Mamma mia, oh. La seconda rete in questa competizione. La gara sembra aver imboccato una 2 tiri hanno direzione fatto il precisa. Tottenham e paghiamo così. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Adesso fanno già Melina. Qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Guarda che roba, Dio Pontatus. Già Melina. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Siamo arrivati al 60esimo. Non sarà anche difficile il livello, però non la tocchiamo più, Fioi. Bella apertura. Son. E Mara recupera per un secondo. Lopez. Mendietone. Ottimo Valencia. Mendietone che fa un numeraccio. Grandissimo Mendieta per Lopez. Lopez. Deschamps. Deschamps ancora. Che sfiga. Villa una tenuta però, ragazzi. Immeritatissimo sto 0-2 che sarà già dura il girone, girone già che comincia in salita per noi. Son Heung-min. Ecco Lineker. Se ne va. Mamma l'uragano. Ottima la parata. Devastante l'uragano, Ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Proprio devastante l'uragano ancora. Ci sarà un nuovo corner.
Celso sceglie il tocco corto. Niente, non tocchiamo più Il palla. pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Non si tocca più palla purtroppo. Sissoko. Florenzi recupera per Rodri. Vai Rodriguino mia. Rodrigo. Lopez. Sì, ma l'attacco è tutto là dove c'è. Un intervento impeccabile. Erroraccio di Lopez. Alderweireld, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Inizio disastroso in Champions. Son. Lo Celso prevale, recupera. Niente da fare. Tottenham che ha giocato, boh, non mi sembra meglio, però alla fine la porta a casa ed è quello che conta. Rodrigo. Vai Pareco. Pareco se ne va. Cross di Parejo. Cross di merda. Son Heung-min. Lo Celso. Ottimo. Deschamps è un po' incazzato. Si ripartirà con un calcio da fuori. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questo è l'ultimo amico mio. Mendieta di testa. Ma la perdiamo 2-0, doppietta di Kane che punisce. Hanno iniziato malissimo. Sì, veramente inizio spaventosamente brutto per noi, Devono cominciare a giocare in maniera diversa, subito, dalla seconda gara. Eccoci Vabbè. qua, Luca. Allora... Va bene, no, c'è anche il PSG, però che forse in realtà è più forte. Senti, con il PSG di UEA poi. E subito match scudetto col Deportivo La Coruña di Macai, Tristana e tutti gli altri. Va bene, raga, sotto il comandante veneziano, abbastanza bene in campionato. Disastro in Champions. Ciao!